Come promesso 2 settimane fa, la prima fase del piano operativo messo a punto per affrontare l'emergenza cavallette è partita. Si tratta del monitoraggio del territorio per poi passare alla disinfestazione delle locuste. Questa mattina c'è stata l'inaugurazione della centrale operativa, situata nel territorio di Nora Gugume, un hub di controllo alla quale giungono le segnalazioni tramite app, Deomarco e numero WhatsApp. La centrale è già operativa, spiega l'assessore all'agricoltura Valeria Satta, con la presenza di personale tecnico qualificato di Laore, pronto dalla prima fase delle operazioni, quella dedita al monitoraggio della presenza delle grillare. Si stanno già controllando le cosiddette zone rosse, ovvero i focolai in cui sono concentrati i nidi delle cavallette. A questo seguirà la seconda fase, in cui il monitoraggio sarà affiancato dall'azione sul territorio, nei campi, da effettuarsi con l'ausilio di mezzi tecnici e con prodotti chimici. Nel caso dei terreni che ospitano le coltivazioni biologiche, si utilizzeranno prodotti non chimici per preservarne l'equilibrio. Dopo l'inaugurazione del centro di monitoraggio, l'assessore Satta si è recata a Nuoro per un incontro con il prefetto Giancarlo Dionisi e i sindaci. Il prefetto, come annunciato a febbraio, ha messo a disposizione come affiancamento alle squadre di monitoraggio carabinieri, polizia, finanze e vigili del fuoco. Il grande assente in questa fase è stato l'esercito, che inizialmente aveva promesso di scendere in campo come gli altri rappresentanti delle forze dell'ordine.